Buongiorno a tutte e a tutti e grazie di essere qua oggi. Poi presenteremo i nostri ospiti che già da ora ringraziamo. Iniziamo anche la diretta sui social del Consiglio e quindi davvero benvenuti alla presentazione di Child Safeguarding Policy per tutte e per tutti. Il protocollo che le ragazze e i ragazzi del Villaggio SOS e dei bambini di Vicenza hanno realizzato per parlare di conoscenza e protezione dei diritti, dei nostri diritti hanno scritto, poi ci racconteranno nel dettaglio che cos'è questo protocollo, perché ha avuto una genesi, una costruzione che è durata qualche anno e che cosa hanno tratto da queste parole, perché ce le consegnano come un impegno, come poi ascolteremo. Accanto a me c'è la direttrice del Villaggio SOS di Vicenza, la dottoressa Marta Trecco, che ringrazio e che saluto e a cui a brevissimo darò la parola. Il villaggio nasce con le prime case, con la costruzione e realizzazione delle prime case nel 1981 a Vicenza, una storia di protezione e di accoglienza molto lunga che ha abbracciato generazioni di ragazzi e ragazze con l'obiettivo di tutelarli, di supportarli, di renderli indipendenti e, se posso dire, anche felici nelle loro esistenze. Dunque questo protocollo, questo opuscolo che oggi presentiamo è davvero un segno concreto del lavoro di tutti questi anni, è l'ennesimo segno concreto del lavoro di questi anni. All'inizio di questo incontro volevo ringraziare chi ci segue da casa e poi ringrazierò i presenti, in particolar modo anche Mirella Gallinaro, la passata garante dei diritti della persona, che oggi non è potuta essere con noi ma so che ci segue da casa, e qui con noi invece c'è il dottor Caramel, garante dei diritti della persona in carica. Assieme al dottor Borsellino, alla struttura anche del garante, stanno per raggiungerci l'assessore Lanzarin e la presidente della quinta commissione Brescacin, c'è qui la vicepresidente del Consiglio Francesca Zottis, la consigliera Erika Baldin, che davvero ringrazio per la presenza, i consiglieri Maino e il consigliere Zecchinato della provincia di Vicenza, insomma, che sono qui con noi, li ringrazio perché è un segno proprio di condivisione e di partecipazione. Lascio subito la parola alla direttrice Marta Trecco. Io non posso che unirmi al ringraziamento, perché il fatto che siate qui per me e penso per noi è già un grandissimo successo, perché vuol dire che avete recepito l'invito e gli state dando valore in questo momento, e spero poi che riusciate a mantenere un pensiero, insomma, rispetto agli argomenti che poi i ragazzi vi racconteranno anche una volta usciti da questa stanza. Chiara mi ha preceduto presentandomi come direttrice del villaggio. In questo momento vi preparo un po' a quello che succederà dopo. I ragazzi vi presenteranno un processo, oltre che un documento che ha dei contenuti importantissimi, e il mio sogno sarebbe un po' che diventasse quasi un pensiero guida per tutti i processi decisionali che anche voi come autorità rispetto poi al compito che svolgete qui in Regione, ma non solo, anche nei vari ambienti in cui frequentate, possiate tenervelo a mente, no? Per dire ok, c'è una decisione, c'è un argomento che può riguardare bambini, ragazzi e ragazze, non lo penso solo da adulto, anche se è importante avere quel pensiero lì, ma lo penso con chi poi saranno i destinatari, non lo penso lo penso con. E questo per me, insomma, già se usciamo da questa stanza oggi con questo tipo di pensiero sarà un successo. Come diceva Chiara, il villaggio SOS di Vicenza c'è dal 1981 e ha sempre avuto un'attenzione molto mirata e è cambiato anche molto negli anni, proprio per rispondere ai bisogni che emergevano nel territorio rispetto ai minori, ma non solo, anche alle famiglie. In questo momento abbiamo come servizi accreditati 6 comunità familiari, una comunità educativa mamma-bambino, e abbiamo dei progetti autonomia sia per le donne che per i bambini e i ragazzi che insomma raggiungono la maggiore età,
e negli ultimi anni abbiamo intensificato molto tutti quei servizi che riguardano il contrasto alla violenza di genere, la violenza domestica. Per darvi un po' di numeri dal nostro bilancio sociale, che poi se potete visionare sia nel nostro sito, ma vi abbiamo lasciato, potete prendere anche delle copie cartacee, nell'arco del 2023 i beneficiari che sono transitati all'interno di tutti i servizi e le proposte del villaggio sono stati 160, quindi non pochi, ecco. Non siamo da soli, facciamo parte di una rete, felicemente. In tutta Italia ci sono 5 villaggi, il nostro è l'unico in Veneto, gli altri sono dislocati in altre regioni e ci sono 3 programmi. Siamo rappresentati in Italia dalla nostra associazione nazionale, che saluto e ringrazio, ma non ci fermiamo alla dimensione nazionale, apparteniamo a una rete che si chiama SOS Children Villages, anche di questo trovate ovviamente tutte le informazioni, che ci dà un po', ci fa tenere la barra su quella che è la mission, che è sempre la protezione e la cura di bambini, ragazzi e ragazze e le loro famiglie. Siamo quindi presenti in 136 paesi e ci sono 559 villaggi e i programmi sono circa 2000, quindi è una dimensione importante dove tutti gli appartenenti alla rete seguono la stessa mission. Venendo a noi, vi voglio presentare 2 parole che sono apparentemente semplici e che sentiamo nella nostra quotidianità, ma che per me e per noi, buongiorno, rappresentano un po' la guida e sono state anche i 2 temi che ci hanno portato poi a questo tipo di percorso, e sono protezione e partecipazione. Parto dalla parola protezione. All'interno potete ben pensare dei nostri servizi, è una parola che ritorna spesso. Come adulti abbiamo il dovere di proteggere i bambini, i ragazzi e le ragazze. Il tema della protezione a me sta molto a cuore perché parla proprio di azioni concrete, non è solo una parola con la quale ci si può riempire la bocca, ma riguarda proprio un'informazione rispetto ai propri diritti, rispetto a quello a chi possono eventualmente rivolgersi qualora questi vengano violati e che possano anche essere in grado di farli propri per aiutare anche quelli che sono magari dei coetanei o degli amici che possono essere in difficoltà, ma poi i nostri ragazzi ve lo racconteranno meglio di me, quindi non vi anticipo questo. Tra l'altro vi ingaggeranno, vi anticipo, sul finale fisicamente, quindi c'è una sorpresa molto semplice, insomma, alla fine. Questo tema della protezione è proprio il cuore pulsante della Child Safeguarding Policy, che è un documento che si traduce proprio in azioni concrete che dal 2018, su input della nostra federazione internazionale, ha detto come organizzazione vogliamo fare qualcosa di più rispetto alla protezione, e oltre a dare delle indicazioni, delle buone pratiche per proteggere anche all'interno dei nostri servizi in maniera ancora più precisa i bambini e i ragazzi, ha ipotizzato una figura che si chiama Focal Point, che è una figura che viene eletta proprio dai ragazzi, è un adulto che viene eletto da loro, che si fa un po' da garante dei diritti e da figura che loro sanno che in qualsiasi momento possono interpellare e intercettare qualora rilevassero dei bisogni non solo interni alla rete del villaggio, ma anche un consiglio rispetto magari a una situazione che hanno intercettato a scuola o negli altri contesti aggregativi che possono essere gli scout o gli sport. Quindi ecco, io ve la metto così perché potrebbe essere un buono spunto per magari poterla istituire anche all'interno delle scuole o appunto in questi contesti qui dove sappiamo poi potrebbe essere prezioso intercettare delle difficoltà. Partecipazione, e mi avvio verso il finale perché so che abbiamo dei tempi stretti, è la partecipazione.
È questa parola meravigliosa che è ben scritta anche nell'articolo 12 della Convenzione, che è un po' il motore che ci ha portato qui oggi e che vedrete proprio in azione con i ragazzi. Vi chiedo quindi di prestare attenzione a quella che sarà la presentazione che faranno i ragazzi. Si sono preparati molto, perché appunto non è stata una cosa da poco, sono emozionatissimi e quindi li abbraccio. Vi ho abbracciato un sacco in questo periodo e vi lascerei la parola. Ringrazio soprattutto la consigliera Luisetto, perché ancora una volta ha scelto di dar voce a chi a volte fa fatica a portarla, soprattutto in questi contesti qui. E ringrazio ancora voi. So che le giornate e le agende sono impegnative, ma fermarsi su questi temi qui è importantissimo. Quindi vi lascerei a Alberta, Marie Claire, Ettore, Stefania e Aurora, e ai 2 colleghi operatori che le hanno seguite in questo percorso, Fabrizio Pedron e Marco Ciuro, che insomma ci guideranno in questa fase successiva. Grazie davvero. Grazie alla direttrice, ringrazio, sono arrivate nel frattempo l'assessore Lanzarin e la presidente della quinta commissione Brescaccin, e chiederei ai ragazzi che sono appena stati citati, dunque Aurora, Stefania, Ettore, Alberta, Marie Claire, e agli educatori Fabrizio e Marco, di venire qui al nostro posto, anzi al vostro posto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Aurora e ho scelto di partecipare a questo progetto perché, a dirvi la verità, all'inizio mi sembrava noioso, ma con il proseguire degli incontri ho capito che ogni ragazzo, ragazza, bambino e bambina abbia il dovere di sapere quali sono i loro diritti e quando vengono calpestati. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Stefania e sono qua assieme ai miei compagni per presentarvi questo progetto. Il motivo per cui ho deciso di parteciparvi? Sin da piccolo sono sempre stata molto interessata alla tematica dei diritti. Leggo e leggevo tanti libri che affrontavano tematiche come la violenza sulle donne, lo sfruttamento minorile, le disuguaglianze, tutte situazioni che hanno come denominatore comune il mancato rispetto dei diritti. Queste letture hanno portato in me riflessioni e soprattutto il desiderio di voler fare qualcosa riguardo in futuro, e questo progetto è stata l'occasione per poterlo fare. Grazie. Salve a tutti, sono Ettore. All'inizio non volevo partecipare a questo progetto, poi ho pian piano capito il senso e i valori di quello che stavamo costruendo assieme. Abbiamo affrontato temi difficili e molto e ci abbiamo ragionato sopra e mi sono dato un compito nel mio piccolo: contribuire e fare ciò che è possibile perché quello che non sia successo a me non accada anche ad altri. Grazie. Salve a tutti, sono Alberta e per fortuna ho deciso di partecipare a questo progetto perché, se penso a dove siamo arrivati adesso, mi meraviglio di quanti pensieri che abbiamo formulato in una piccola stanza tra di noi, liberamente, senza pensare che avrebbero potuto essere d'impatto e senza credere minimamente che avrebbero fatto il Giro d'Italia. Chi l'avrebbe mai detto? Io no, di certo. Solo al completamento del nostro lavoro ho capito cosa mi aveva spinto a non andarmene. Era stato il desiderio che nessuno si trovasse a chiedere aiuto senza sapere a chi rivolgersi, il desiderio che ognuno sappia cosa gli spetta e cosa si merita, e il desiderio che tutti i ragazzi bambini possano sentirsi ascoltati e accolti, ma soprattutto rispettati dagli adulti e dai loro pari. Ciao a tutti, io sono Marie Claire e oggi sono qui non per puntare il dito,
Sì, è acceso. Non sono qui per puntare il dito, non voglio dire le solite cose come noi giovani abbiamo ragione e voi adulti avete torto. Oggi voglio contribuire a dire basta ai maltrattamenti, agli abusi, alla mancanza dei diritti. E io però non voglio e non posso farlo da sola, perché solo insieme riusciremo a portare questo messaggio a tutti, e ho deciso di partecipare a questo progetto perché mi sono stufata di stare a guardare mentre adesso posso agire. Grazie. Io sono Fabrizio Pedron, sono un educatore. All'inizio ho trovato questo progetto noioso. No, sto scherzando, per nulla. Ho la fortuna di ricoprire il ruolo di referente della partecipazione per SOS Villaggi dei Bambini Italia. Dico il privilegio perché come realtà abbiamo proprio preso posizione rispetto ai diritti e rispetto alla partecipazione. Questo è uno dei progetti che ho più amato in quest'anno, ma non è l'unico che in qualche modo stiamo seguendo. Ad esempio uno molto grosso che è iniziato è quello di partecipare alla rete del Consiglio Nazionale dei Ragazzi e delle Ragazze con l'Autorità Garante dell'Infanzia Nazionale, di cui Mary Claire è l'unica rappresentante su 50 dei ragazzi fuori famiglia, per cui un percorso di partecipazione che sia inclusivo e in cui chi vive un'esperienza diversa possa in qualche modo essere un ragazzo e una ragazza come gli altri. Ecco, mio collega. Buongiorno a tutti, io sono Marco Ciuro, lavoro al villaggio SOS come coordinatore di un progetto di prevenzione della dispersione scolastica e il ritiro sociale, e mi occupo, come ha detto la direttrice, sono il focal point del villaggio. Tra poco Ettore vi racconterà il percorso che assieme abbiamo fatto in questi quasi 2 anni di lavoro, e che ha portato alla redazione del documento Child Protection Policy per tutti e per tutte. In questo lavoro abbiamo tradotto in un linguaggio più accessibile, un linguaggio più facile per bambini e ragazzi, quelle che sono delle tematiche scritte da adulti per altri adulti, quindi con un linguaggio complicato. Questo documento ha un preciso riferimento normativo che si staglia come faro guida ogni volta che si parla di minori, ossia la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa è la versione semplificata. La Convenzione è stata adottata il 20 novembre dell'89, a qualche anno ormai, ma rappresenta tuttora un pilastro fondamentale per la tutela dei diritti dei minori a livello globale. Essa stabilisce un quadro giuridico chiaro e vincolante, che riconosce i bambini non solo come soggetti di protezione, ma come titolari di diritti civili, politici, sociali, economici, culturali. Il contenuto della Convenzione deve essere visto altresì come principio ermeneutico ed ispiratore in materia di tutela e protezione dei diritti dell'infanzia per tutti gli ordinamenti interni, quindi anche per il nostro, e oltre che per il sovranazionale. Uno dei principi cardine è stato già citato dalla direttrice, ossia il diritto alla partecipazione sancito dall'articolo 12, che vuol dire che i bambini non solo hanno il diritto di essere ascoltati, bambini e ragazzi, ma hanno il diritto di essere coinvolti nei processi decisionali che li riguardano. Loro sono attori, non sono delle comparse nella loro progettualità e nel loro percorso di vita. Non stiamo parlando di prassi, non stiamo parlando di una gentilezza nei loro riguardi, ma di un obbligo morale e giuridico. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi nelle decisioni che li riguardano non è solo un atto di giustizia e rispetto per i loro diritti, ma rappresenta altresì un investimento per il futuro della nostra nazione. Coinvolgere i giovani nelle decisioni che influenzano la loro vita quotidiana e il loro futuro contribuisce a sviluppare il loro senso di responsabilità civica, a promuovere una cittadinanza attiva, a costruire una società più inclusiva. È compito del mondo adulto, compito nostro di comunità educativa ed educante, nelle diverse professionalità che abbiamo, creare le condizioni perché questo diritto possa essere di fatto esercitato. I ragazzi del villaggio oggi ci portano, abbiamo fatto con loro un lavoro di tipo partecipativo, un esempio di condivisione di un impegno che ci riguarda tutti, ma che è anche un modello che vede bambini e bambine, ragazzi e ragazze concretamente protagonisti e attori del loro progetto di vita. Grazie. Mi sono preso l'incarico di raccontarvi in breve il percorso che il nostro gruppo di Vicenza ha fatto in quasi 2 anni di lavoro. All'inizio eravamo in 10, ma nel frattempo alcuni ragazzi...
Scusate, ma all'inizio eravamo in 10, ma nel frattempo alcuni ragazzi e ragazze hanno concluso il loro percorso al villaggio. Ci siamo trovati nei pomeriggi dopo la scuola e partendo da un documento scritto da adulti per altri adulti, quindi con un linguaggio difficile, ma abbiamo tradotto con termini più chiari per bambini e ragazzi questo documento, così anche loro possono capirne il significato e l'importanza. Ci siamo chiesti quali parole sarebbero state più adatte per spiegare ai nostri coetanei, ma anche ai più piccoli, questioni tanto delicate. Abbiamo allora provato non solo a metterci nei panni dei più piccoli, ma anche abbiamo provato a ricordare quando noi eravamo più piccoli e qualcuno ha provato a spiegarci le cose brutte che ci sono successe. Non è stato semplice affrontare certi argomenti, è impegnativo, ma alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo. Quelli che vedete nell'immagine di copertina siamo proprio noi al completo, proprio perché noi crediamo nell'importanza di far conoscere a tutti quali sono i loro diritti dei minori. Abbiamo presentato questo documento prima ai nostri compagni del villaggio di Vicenza e poi l'abbiamo raccontato anche a tutti gli altri villaggi d'Italia. Siamo tornati l'altro ieri da Ostuni. Crediamo davvero nel valore e nella forza di questo documento. Io ho deciso di portarlo nella mia scuola e di raccontare agli insegnanti e ai compagni quello che abbiamo fatto. Ci piacerebbe però non fermarci qui adesso, che abbiamo girato tutti i villaggi, perché crediamo tutti devono essere informati su quali siano i loro diritti. Grazie. Dopo aver creato un po' di aspettative, quello che possiamo fare adesso è leggere il documento. Ci tenevo a sottolineare il fatto che i ragazzi e le ragazze hanno deciso anche la grafica e di essere in prima persona anche nel documento, per cui il fatto che ciascuno di loro sia rappresentato graficamente è un metterci la faccia. Allora, avere il coraggio di metterci la faccia non è una cosa scontata, a volte si fa fatica e noi abbiamo molto apprezzato questa scelta. Ecco, per cui adesso lo leggiamo, ognuno ha il suo pezzettino e è arrivato. In quanto persone con meno di 18 anni, avete dei diritti specifici che tutti devono rispettare. I diritti base sono: articolo 6, il diritto alla vita, che dice che ciascuno di voi ha diritto a vivere e crescere in un ambiente sano e sicuro. Articolo 12, il diritto alla partecipazione, che dice che ciascuno di voi ha il diritto di dire quello che pensa, di esprimere la propria opinione nelle decisioni che lo riguardano e che gli adulti hanno il dovere di prendere in seria considerazione quello che ascoltano. Articolo 19, il diritto ad essere protetto da ogni forma di violenza o di maltrattamento. Perché i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza siano rispettati, è importante che tutti, bambini e ragazzi compresi, li conoscano. È importante sapere che i diritti non vanno pensati uno alla volta, ma legati fra di loro. Un diritto non esclude l'altro, anzi, i diritti si rinforzano a vicenda. Ognuno ha il diritto di scegliere per sé, senza però dimenticare che ci sono anche gli altri. Gli adulti sono responsabili di costruire e garantire un ambiente sicuro in cui questi diritti vengano rispettati. Tutti però, bambini e ragazzi compresi, hanno il dovere di non calpestare i diritti degli altri. Quali sono le cose che non devono accadere? A volte può capitare che qualcuno non rispetti i vostri diritti. È importante che voi impariate a riconoscere le situazioni pericolose per la vostra serenità e per la vostra crescita. In questa parte del documento proviamo a spiegarvi quali sono alcune delle cose che non devono accadere. Ricordiamoci sempre però che anche noi dobbiamo dare il buon esempio, trattando tutti con gentilezza e rispetto. Gli adulti, in particolare quelli che vi stanno accanto, hanno il dovere di prendersi cura di voi. Dovete essere trattati bene e con affetto. Dovete essere al sicuro, dovete mangiare sano e a sufficienza. Dovete stare bene e essere curati se vi ammalate. Dovete andare a scuola e ricevere una buona educazione. Dovete avere tempo per giocare e divertirvi. Quando gli adulti non si occupano o si occupano male di questi diritti, si chiama abbandono o trascuratezza. Ogni persona, sia grande che piccola, deve trattarvi con gentilezza e rispetto. Ad esempio, nessuno può farvi del male o mettervi in pericolo. Quando questo succede, si chiama maltrattamento fisico. Ogni persona, sia grande che piccola, deve trattarvi con gentilezza e rispetto.
Ad esempio, nessuno può, sia nel mondo reale che nel mondo virtuale, online, farvi sentire inutili o sbagliati, insultarvi, farvi sentire sempre tristi, spaventarvi, minacciarvi, umiliarvi. Quando questo accade, si chiama violenza psicologica. Se avviene online, si chiama cyberbullismo. Quando maltrattamento fisico e violenza psicologica sono fatti da altri bambini e ragazzi, si parla di bullismo. Ogni persona, sia grande che piccola, ha il dovere di decidere se e come vuole essere baciata o toccata, se o come vuole essere guardata, fotografata o filmata. Nessuno può obbligarvi a fare queste cose se voi non volete. Nessuno può mostrarvi dal vivo, in fotografia o in video scene sessuali o di nudità se questo vi mette a disagio o se per età è vietato dalla legge. Nessuno può inviare o postare immagini o video senza il consenso delle persone ritratte, né voi potete farlo. Quando questo succede si parla di abuso sessuale. Quello della sessualità è un argomento molto delicato e complesso. Parlarne e confrontarsi con le persone con cui vi sentite più a vostro agio è sempre il modo migliore per conoscere queste tematiche e viverle con serenità. Grazie. Ogni persona, adulto o bambino, può essere vittima di una o più di queste situazioni. In nessun caso questo deve succedere. È importante quindi saperle riconoscere e parlarne subito con un adulto di cui ci si fida. Queste situazioni possono avvenire in ogni luogo, per esempio a scuola, a casa, dove fate sport, per strada o nelle comunità in cui i bambini vivono. Possono capitare dal vivo oppure in maniera virtuale, tramite social networks o smartphone. Possono essere commesse da adulti o bambini ragazzi, da persone di fiducia o che non conoscete. In nessun caso e in nessun posto queste cose devono succedere. Riconoscere queste situazioni non basta, bisogna anche sapere cosa fare. Ricordatevi che 1. Questi argomenti sono molto difficili e potete sempre chiedere di parlarne, approfondirli con un adulto di cui vi fidate. 2. Sapere queste cose è importante per prevenire. 3. Anche voi siete responsabili di proteggere i diritti degli altri. 4. Oltre ai canali di segnalazione interni e ai programmi di SOS Villaggi dei Bambini, in Italia esiste l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, a cui voi potete rivolgervi se ritenete ci sia un rischio o una violazione dei vostri diritti. Ci tenevamo, se guardate ci sono dei ringraziamenti, era necessario farlo perché per loro tutti questi argomenti sono cose vissute sulla pelle e quanto è difficile parlare di cose difficili che in qualche modo ci riguardano e hanno condizionato anche il nostro percorso, di quanto di nuovo ci voglia coraggio e fiducia e speranza per costruire qualcosa che sia di benessere e utilità per tutti. Quello che facciamo adesso sarà non solo leggerlo, ma sottolineare alcuni aspetti di questo documento che ha l'apparenza molto semplice, ma in realtà è molto pregno e denso di cose, anche nostre, e di fare alcune sottolineature che ci tenevamo a condividere con voi. Abbiamo deciso di sottolineare che questo lavoro è per tutti e per tutte, perché il tema dei diritti dei bambini e dei ragazzi non riguarda solamente questi ultimi, sia che vivono in famiglia, che per qualche tempo fuori famiglia come me, ma anche gli adulti. E consultando il nostro documento vorremmo farvi vedere come sia possibile assieme prendere le decisioni più importanti che ci riguardano. Per permettere che ciò che abbiamo fatto non rimanga invano, bisogna formare degli adulti competenti in grado di fornire un sostegno e un aiuto efficace. Ecco l'importanza di portare questi documenti in tutti i luoghi in cui si trattengono relazioni umane, soprattutto nelle famiglie, che sono le prime agenzie educative e le figure principali nella vita dei ragazzi e dei bambini. L'obiettivo principale è quello di creare una cultura diffusa, così da poter prevenire o intervenire per tempo se si incontrano situazioni spiacevoli o pericolose. Per fare in modo che ciò sia possibile, è necessario costruire un legame basato sulla fiducia e sulla consapevolezza di avere un porto sicuro in cui aprirsi e confidarsi senza timore di essere giudicati.
In quanto parte di una comunità che comprende minori e adulti con i corrispettivi diritti e doveri, non possiamo solo pensare alla tutela dei nostri diritti, ma dobbiamo anche avere bene in mente la tutela dei diritti degli altri, perché la noncuranza porta alla negligenza e all'omertà. Solo agendo così potremo evitare che i diritti di altri vengano violati e solo in questo modo potremo proteggere noi stessi e gli altri. Grazie. Nel documento che abbiamo creato troverete delle parole con dei significati forti. Infatti abbiamo parlato di abuso sessuale, maltrattamento e bullismo, giusto per citarne alcuni. Per me è importante chiamare le cose con il loro nome, senza la paura di associarle a quel che sono, anche se alcune volte parlarne può essere doloroso e faticoso. Grazie. L'applauso ci sta, sì, in effetti. L'ultima sottolineatura rapida è la mia, nel senso che come referente alla partecipazione credo che noi adulti abbiamo un difetto di forma, che pensiamo che la partecipazione non sia tutelante. C'è un sistema di tutela che in qualche modo a volte è sbilanciato sulla protezione, perché pensiamo che la partecipazione possa esserci una cosa carina, ma che rimane un po' di facciata. In realtà la rilevanza educativa, pedagogica, scientifica e l'esperienza sul campo ci dice con voce forte che la partecipazione, il fare le cose assieme, a lungo andare è più tutelante e che quindi la protezione beneficia della partecipazione e non viceversa. Ed era importante per noi che questo messaggio arrivasse, perché è un modo più difficile di procedere, ma è un modo che poi è più generativo rispetto al classico in cui l'adulto decide e sa quello che è giusto per i più piccoli. Detto questo, adesso... Grazie mille ragazzi e ragazzi, siete stati bravissimi, grazie ai vostri educatori. Avete sentito a volte degli applausi timidi, ma eravamo concentrati ad ascoltarvi, quindi grazie davvero. Era per questo, eravamo molto attenti alle parole che ci stavate dicendo, quindi davvero, davvero molte grazie. Ci sono qui, so che volete lasciare come impegno il testo, alcuni l'hanno già trovato sulla sedia, ma se volete anche formalmente, diciamo, consegnarlo come impegno. Intanto nel frattempo, visto che approfitterei per un saluto finale, perché i tempi sono un po' stretti, ma abbiamo qui l'assessore Lanzarin, il dottor Caramel e la Presidente Brescacin, se ha piacere, oppure se interviene direttamente l'assessore. Prego anche il garante, se ha piacere, di fare un saluto ai ragazzi e grazie mille. Buongiorno, io molto volentieri porto i miei saluti della Regione, della Giunta regionale, della Direzione Sanità e Sociale. Ringrazio il villaggio SOS di Vicenza per questa iniziativa, per questa progettualità. Voi sapete, guardiamo sempre con molta attenzione quelle che sono le progettualità che poi nascono dal basso, nascono dalla vita vera, dalla partecipazione, come è stato anche raccontato da voi. Oggi sicuramente noi siamo molto impegnati sul fronte della tutela dei diritti dei minori, lo siamo con tante iniziative, con tante progettualità che sono in itinere, progettualità insomma che oggi hanno anche sono datate, si sono sedimentate nella nostra regione. Penso sicuramente al progetto Pippi, che è alla 13ª edizione, quindi per evitare l'istituzionalizzazione, penso agli affidi familiari che continuano a crescere anche come, diciamo, materia appunto che riguarda i minori e le famiglie. Penso sicuramente insomma a tantissime altre attività. L'ultima che abbiamo fatta, e credo che la conosciate molto bene voi, soprattutto gli operatori, è quella delle linee guida per la cura dei minori, che stiamo anche diffondendo, e quindi in tutte le aziende sanitarie, in tutti i contesti provinciali, cercando appunto di chiamare tutti i soggetti, quindi soggetti pubblici, privati, terzo settore, enti gestori, insomma tutti a una partecipazione, una conoscenza, una diffusione sempre maggiore di quelle che sono i contenuti e quelle che sono appunto delle linee guida importanti. E non da ultimo il grande sforzo che abbiamo fatto e stiamo facendo con i fondi europei rispetto appunto a tutto il tema dei minori, della povertà educativa, e penso quindi alle varie progettualità che abbiamo messo
messo in campo. Questo sempre con l'obiettivo, insomma, di tutelare la persona e il minore, in questo caso, che è il soggetto più fragile, soggetto che va tutelato e che va accompagnato. Però per arrivare a quello che è il contenuto, insomma, del vostro progetto, lo guardiamo con molta attenzione, perché abbiamo capito che i progetti che noi chiamiamo un po' alla pari, no? Quindi che arriva un po' per noi per quanto riguarda la peer education, quindi che è questa trasmissione, insomma, tra pari, tra soggetti della stessa età, insomma, con le stesse, che hanno vissuto e che poi possono però diffondere e far conoscere e trasmettere messaggi ai loro coetanei, sappiamo che filtra e passa, penetra in maniera molto più forte, e quindi guardiamo veramente con molta attenzione tutta quella che è la comunicazione, la trasmissione proprio alla pari, insomma, tramite appunto i ragazzi che si mettono in gioco, e sono loro a raccontare, ma anche a seminare, divulgare quelli che sono appunto presidi di sicurezza e di tutela, che sappiamo, insomma, sono sacrosanti, però vanno ogni giorno rimarcati e tutelati. Anch'io un saluto e un ringraziamento alle ragazze e ai ragazzi per questa eccezionale iniziativa. Sono qui per testimoniare una continuità rispetto alla garante Mirella Gallinaro, che mi ha preceduto, ha prestato sempre grande attenzione per questa iniziativa, e so che ha appena avuto un intervento, quindi le auguriamo anche di rimettersi in forze, e sta vivendo un momento un po' difficile, ma siamo qua per augurare. La seconda testimonianza che porto è: ho avuto l'onore e la fortuna di partecipare giovedì scorso alla relazione nazionale della garante nazionale alla Camera, presente Mattarella e tutto, insomma, lo staff su questi temi, insomma, veramente di altissimo livello. Allora, vi dico la conclusione. La dottoressa Garlatti, la garante nazionale, alla fine della relazione dice testualmente: smettiamo di far finta che i minorenni non esistano. Se non li prendiamo sul serio, non ascoltiamo le loro richieste, rischiamo l'implosione o l'esplosione di un'intera generazione. E penso che siamo tutti d'accordo nel non volere nessuna di queste due cose. Per cui è indispensabile un cambio di rotta culturale, sociale e politico che permetta di abbattere il diaframma che separa la dimensione adulta da quella minorile. Penso che queste iniziative siano la vera testimonianza che siamo sulla via giusta, e un applauso anche alla Regione e al consigliere regionale che ha attivato questa iniziativa. Grazie. Grazie a tutte e a tutti. Come preannunciato, i ragazzi vi consegnano un impegno, e con questo chiudiamo questa mattinata. E a chi devo dare la parola per l'impegno? Prego, Stefania. In quest'oretta abbiamo provato a raccontarvi il frutto di quasi 2 anni di lavoro. Siamo consapevoli dell'importanza e del valore di promuovere una cultura dei diritti e del fare prevenzione. Siamo consapevoli tuttavia che senza il vostro aiuto, ossia senza l'aiuto delle istituzioni, questo progetto rimarrà una goccia nel mare. Noi invece vorremmo che diventi un esempio di buone prassi da seguire ogni qualvolta ci siano delle decisioni da prendere che riguardano bambini e ragazzi. Noi continueremo per quanto possiamo a difendere e diffondere i diritti dei bambini. E voi ci darete una mano? Bravissimo. Grazie ancora alla direttrice e a tutto lo staff del villaggio SOS, alle ragazze e ai ragazzi, ai nostri ospiti, e vi direi di fermarvi qui per una foto di gruppo, per un momento di condivisione. Grazie.